Buonasera. Come si può spiegare una partita preparata nei minimi dettagli per giorni e giorni e poi per certi versi andata in fumo con quell'espulsione dopo poco più di un quarto d'ora? Che cosa rimane? Che cosa rimane? Rimane l'amarezza di non aver potuto giocare una partita che, insomma, attesa, che poi al di là del risultato, cioè la nostra soddisfazione era poter giocare una partita contro il Real, una partita di Champions. È chiaro che così è stata rovinata, è un peccato. Poi non so il risultato quale sarebbe stato, però è venuto fuori un altro tipo di partita, abbiamo dovuto difendere, l'abbiamo fatto anche bene, peccato anche il gol nel finale, così, ma una partita sicuramente rovinata da un episodio eccessivo. Chiedo se la qualificazione quanto è compromessa e se ti aspettavi di più da un giocatore chiave come Ilicic, che in quel momento avrebbe magari potuto creare altri equilibri. La qualificazione basta andare a vincere a Madrid, quindi devi vincere. Siamo in una botte di ferro, nel senso che siamo nella miglior posizione possibile, abbiamo un risultato solo e non possiamo pensare ad altro, quindi se saremo capaci di vincere, fare un'impresa e passiamo, altrimenti è chiaro che questa partita pesa perché speravamo un risultato diverso. No, Giorgi niente, ormai eravamo ai minuti finali, si trattava solo, mancava 3-4 minuti, si trattava solo di portare il risultato in porto e peccato. Invece proprio sulla sostituzione abbiamo preso questo gol di destro da Mendy che è un po' casuale, si vede doveva andare così, loro sono stati bravi a girare la palla, noi lo sapevamo, siamo anche usciti anche veloce, insomma. Peccato, anche questo 0-0 era un risultato sicuramente buono per come era andata la partita, ma anche così adesso siamo un po' amareggiati, ma ci riprendiamo. Anna. Anche perché l'Atalanta ci ha abituato troppo bene, sempre grandi prestazioni in trasferta. Fabio Capello. Io credo che questa sera hai visto la forza della tua squadra misurata contro una grande squadra e questo è molto importante. E poi vorrei dirti un'altra cosa. Stavamo guardando la partita e ho detto cambia Ilicic, l'avrei fatto anch'io, perché era il momento di mettere in campo uno che potesse difendere più perché ormai era ai minuti finali. Ti appoggio in pieno sulla scelta che hai fatto. Questo era il mio intento, ormai era l'ultimo slot, mancavano veramente pochissimi minuti, e quindi è andata così, purtroppo proprio sulla sostituzione abbiamo preso il gol. Cosa Curta? No, io sono comunque rimasto sorpreso dalla lucidità, mister, della squadra veramente fino alla fine della partita. So cosa vuol dire subire anche un'ingiustizia, so cosa vuol dire subire una squadra forte, ma veramente una lucidità incredibile. Credo che quello sia veramente il messaggio positivo della partita di oggi, mister. Guarda, vi dico anche per quello che diceva Fabio prima, non solo la partita in 11, sarebbe stato un altro tipo di partita, perché io ho avuto la sensazione che il loro tasso tecnico fosse veramente di primissimo piano, poi dopo si parla di assenze, ma alcuni, Benzema, Sergio Ramos, Carvalho, non è che mancavano, che gli altri erano tutti titolari, il resto c'è un tasso tecnico nel gioco, nel possesso della palla assolutamente di altissimo livello, però sarebbe stato un altro tipo di partita più aperta, più giocata. Noi eravamo anche partiti bene con alcune buone azioni, lo spirito di questa gara era tutto un altro. A noi dispiace che è stata stravolta, è diventata poi una partita, sicuramente abbiamo difeso bene, ci è andati vicino anche a portare in porto il risultato, però non lo so, ecco, dopo una partita 11-11 se sarebbe stata diversa, sicuramente più bella, più aperta, peccato, la partita è stata rovinata e c'è grande rammarico perché ormai, guarda, sui fuorigiochi non c'è più discussione, sui falli di mani dopo lo sfacelo dell'anno scorso si è trovato un po' più una quadra, rimangono sempre le discussioni sui contrasti.
E il contrasto per me rimane un gesto tecnico del calcio che non si può togliere. Perché se togliamo il contrasto è come togliere il dribbling, il tiro, il colpo di testa, è un gesto tecnico. C'è la tentazione di togliere ogni forma di contrasto. E questo è un suicidio al calcio. Cioè io veramente domenica adesso avrò preso una giornata, una mega squalifica, non dico niente perché sennò l'UEFA mi butta fuori 2 mesi, non lo so, però questo è un suicidio al calcio. E lì bisogna avere invece un po' più di conoscenza, perché non possiamo avere arbitri che non hanno mai giocato a calcio, che non distinguono un fallo da un contrasto. E si parla di quant'è il contatto, quant'è la trattenuta, ma si vede, ma si capisce. Se non si capisce questo, facciano un altro mestiere o incominciano a fare allenare, ad arbitrare qualcuno che ha giocato a calcio, perché è impossibile questa roba. Non è la scienza dei missili, Non è bisogna essere ingegneri alla NASA per capire questa roba. Però ogni volta c'è ormai una discussione con il contributo anche di molti commentatori che vanno dietro a queste cose. Però Gasperini, qui devo dirle la verità, proprio con le immagini live, tutti gli esperti di calcio che ci sono qui dicevano le stesse cose. Ma quella di stasera è clamorosa, dai. E anche in televisione è clamorosa. Gas non conoscono la dinamica del movimento, il perché facciano un altro mestiere, cosa devo dire. Non è possibile, sono una componente importantissima del gioco del calcio. Non sono buttati lì così, Ed è quindi poi hanno i mezzi televisivi che non si capisce quando entrano in gioco, quando non lo entrano. Hanno tutto di più per poter ma neanche di fronte alle immagini riescono così, e quindi adesso è tutta, ma vale anche per il nostro campionato. Il nostro campionato è tutto, almeno questa sera si è giocato molto di più. Nel nostro campionato ci sono 100 falli a partita fischiati. Sono state molte meno interruzioni in Champions League rispetto alla Serie A. Cuccio Cambiasso? Mister, buonasera, complimenti perché la partita comunque, ciao, nonostante tutto questo, è stata fatta perfetta. No, solo vorrei sapere innanzitutto come sta Duban, perché credo che quella situazione vi ha anche penalizzato, perché ancora eravate freschi e lui, secondo me, vi dava quella sensazione di profondità, di pericolosità insieme a Luis, che anche questo vi è andata male perché si è infortunato, ma soprattutto sapere se così a caldo si capisce come può andare a finire questa situazione. Ci ho parlato prima, non sembra uno stiramento, però più una contrattura, si è contratta la parte, il quadricipite, e quindi aveva timore di poter provocare ancora più danno. Peccato, perché in quel momento anche Lucio aveva trovato una posizione lì dietro di lui dove è riuscito a partire un paio di volte, dare velocità lì nella zona di Casimiro, poi è riuscito a saltarlo. Poteva essere, finché eravamo freschi almeno, una buona soluzione, però guarda, va bene, io non so mica, sono un po' amareggiato, ma veramente questi ragazzi, a noi siamo soddisfatti. Noi andiamo a Madrid a fare la nostra partita con tutta la fiducia, sappiamo che abbiamo il risultato. Aspetti tanto questo evento, poi rovinato un po' così, forse avremmo perso lo stesso, l'ho detto prima, perché la partita sarebbe stata molto più aperta, avremmo anche giocato di più noi, magari ci saremmo scoperti, non lo so. Non sto a recriminare molto mi dispiace veramente per la partita, per come è andata, perché volevamo fare una gran partita. Grazie. Ce lo portano via. Grazie. Sì, ciao, grazie allora Gasperini. Beh, insomma,